5 le categorie in gara, 2 i campi di regata per un evento che ha saputo rilanciare la vela d'altura in Sardegna. Oggi giornata di briefing, ma già si inizia a respirare il clima di competizione. Sì, ci sono tante barche nuove, quest'anno molti hanno fatto una preparazione più accurata alle barche, perciò già ci sarà qualcuno che si allenerà oggi qui davanti e in più con il campo di regata che è un po' più spostato, molti si stanno muovendo per vedere di provare il campo e vedere come sono le condizioni, perché domani farà un vento da scirocco spostato più verso est, perciò sarà molto ballerino e molti vogliono già sapere come sarà il campo. Se Franco Ricci avesse un euro da scommettere oggi, su quale barca scommetterebbe subito? È troppo presto per dirlo, non faccio nessuna, non lo so, adesso come adesso non lo so. Aspettiamo la prima, poi dopo qualcosa si può dire. Arrivate da 3 successi consecutivi in 3 edizioni della loro Cifada Cup, oggi si chiama Trofeo Sardegna Isola in un mare di vento. Siete Roberto, Gabriele, rispettivamente randista e timoniere di Elisir. Elisir nelle classi. Gran Crociera. Quest'anno come si prevede innanzitutto? Contate di affermare il vostro predominio? Ma noi lo speriamo, poi vedremo in mare quello che succede. Vi siete allenati durante tutto questo periodo? Poco, abbiamo fatto la barcolana quest'anno su un'altra barca, su un Bavaria 44. Speriamo comunque, ci siamo allenati in 470 principalmente. Qual è il livello tecnico della vostra categoria quest'anno? Ma credo come l'anno scorso, abbastanza alto, comunque medio per quello che sono le barche che ci sono qui in Sardegna. Quali sono le criticità o comunque, diciamo così, i pericoli, fra virgolette, sportivi che potreste correre il rischio di trovarvi? Pericoli non penso ce ne siano. Si spera comunque di potersi divertire, che è lo spirito di questa manifestazione. Per quanto riguarda invece i concorrenti, avete, tra virgolette, paura che qualcuno possa levarvi lo scettro di ormai vincitori consolidati? Ma quest'anno c'è comunque una barca nuova che è un X abbastanza grande, c'è un 15 metri che potrebbe darci del filo da torcere, per cui ci giocheremo un po' la regata, ce la giocheremo con loro e poi con tutti gli altri che sono sicuramente cresciuti dall'anno scorso a quest'anno. Ecco, tolto il fatto che conoscete sicuramente i competitors sardi, il fatto che arrivino anche altri equipaggi oltre il Mar di Sardegna, questo può aumentare sicuramente il livello tecnico, ma anche la competitività e la paura di perdere. Ecco. Sicuramente lo stimolo, ci fa piacere che arrivino altre barche, poterci confrontare con equipaggi che non conosciamo, vedere il reale livello. Per concludere, avete già, diciamo così, ipotesi su come affrontare le prime tattiche già domani, il primo giorno di prima regata, oppure bisogna vedere ovviamente come risponde il meteo, quindi se la termica è favorevole, ad esempio, se il mare è buono? Ma domani le previsioni sono comunque di vento medio forte, abbiamo una previsione di vento da sud-est, la barca è ben regolata e ben settata per quelle condizioni di vento, per cui speriamo che il tutto vada al meglio senza nessuna rottura. Stessa domanda? Ma vivremo sicuramente il momento, ci sentiamo preparati e daremo il massimo.
Lorenzo Gemini, già diciamo così dominatori l'anno scorso con la propria barca Silver Arborea tra i Mages 24, quest'anno si ripropone quantomeno di confermare il risultato. Sì, senz'altro, l'anno scorso è stato un bellissimo campionato con un discreto livello tra i Mages 24 e l'abbiamo vinto. Quest'anno ci ripresentiamo con lo stesso obiettivo. Ecco. Che cosa si prospetta? Quali sono eventualmente le barche che possono dare fastidio? Beh, rispetto all'anno scorso purtroppo non ci sarà Antonello Ciabatti occupato nel G24. Il livello rimane comunque abbastanza alto perché in un'altra barca che è quella timonata o comunque quella di proprietà di Pietrino Fois c'è comunque Giovanni Meloni, domani ci sarà Enrico Strazzera, comunque nomi abbastanza importanti. Poi ci sono vari equipaggi della scuola Italia in Vela, specialmente quello di Roberto Cuboni di Cifada, che l'anno scorso ci ha creato qualche problema. Hai fatto nomi di equipaggi sardi, però quest'anno c'è anche l'arrivo di tante imbarcazioni che arrivano da oltre il Mar di Sardegna. Sì, questa è la novità, specialmente per quanto riguarda il Mages 24, in funzione di quelle che saranno le regate nazionali e internazionali, cioè di Volvo Cup. La prima tappa del 2012 sarà a Cagliari. Proprio in funzione di questo ci sono state varie richieste da parte di equipaggi non solo italiani continentali ma anche stranieri che verranno qui specialmente nella seconda tranche dell'invernale per allenarsi, e lì il livello chiaramente crescerà notevolmente. Per quanto riguarda invece le altre categorie, così insomma dal tuo punto d'osservazione di equipaggio, membro di equipaggio esperto, cosa ti sembra, cosa puoi ipotizzare? Posso ipotizzare innanzitutto una partecipazione non solo nei monotipi ma anche nelle vele bianche alquanto numericamente rilevante. Ormai il campionato invernale di Capitana, grazie all'operato di Franco Ricci, della Scuola Italia in Vela, dello Yacht Club Quartu, dei media, degli sponsor, è diventata una realtà ormai sotto gli occhi di tutti, sotto gli occhi di tutti i velisti sardi, per cui sicuramente i numeri anche quest'anno non lasceranno alcuna delusione. Io credo che si riuscirà, specialmente magari più avanti, a raggiungere tranquillamente le quote di 70-80 imbarcazioni in mare. E poi mi sembra di capire che la flotta anche delle vele bianche, che aveva iniziato a affrontare questa manifestazione per puro divertimento, si stia un attimo anche sta assumendo questo spirito agonistico che caratterizzava più le regate dei monotipi, quindi una bella cosa, ecco. Mediamente voi quanto ci mettete, quanto tempo utilizzate per prepararvi? Ovviamente siete agonisti, però diciamo in media anche un amatore quanto tempo potrebbe rubare alla propria vita privata per poter preparare una manifestazione di questo tipo? Dobbiamo distinguere, perché una cosa è la preparazione di un team come il nostro, che non siamo professionisti ma ci atteggiamo come tali, nel senso che comunque i nostri obiettivi, al di là dell'invernale di Capitana, che è un vero e proprio allenamento, sono le regate nazionali e internazionali. Colgo a ricordare il circuito Volvo Cup e soprattutto quest'anno il campionato del mondo, quindi noi guardiamo verso quegli obiettivi. È chiaro che ponendoci questi obiettivi le ore che bisogna fare in acqua sono parecchie. Noi diciamo che cerchiamo di accumulare un 8-10 ore ogni weekend, poi durante la settimana comunque stiamo lavorando, c'è l'università e così via. Per quanto riguarda invece gli altri armatori che sicuramente affrontano queste regate con un altro spirito, io credo che sia assolutamente sufficiente uscire in mare e allenarsi durante le tappe dell'invernale di Capitana, che se non sbaglio sono 1 o 2 al mese, ecco. Paolo Multineddu, rappresentante del direttivo dello Yacht Club Quartu, una manifestazione importante, che tipo di ricaduta nel territorio può avere un evento di questo tipo?
Ma come tutti gli altri anni in cui questo campionato è stato portato avanti sia dal club che con la Scuola Italia in Vela, la ricaduta sul territorio è la più varia. Ormai mi sembra sia il 6° anno che si organizza, quindi iniziano a muoversi i passi importanti di questo campionato, nel senso che arrivano equipaggi anche da fuori, non è limitato soltanto a Cagliari o al comprensorio. E quindi la ricaduta sul territorio, anche come l'aumento degli sponsor, si sta iniziando a vedere e speriamo che sia sempre più importante, perché questo campionato permette di fare attività velica anche durante tutto l'inverno, cosa che fino a un decennio fa mancava o comunque era sottotono, e quindi ci permette di fare quello che ci piace, stare in mare e di coinvolgere sempre più persone. Ecco, manifestazioni di questo tipo magari nascono con l'intento, diciamo, ludico, far divertire gli appassionati di vela, però già si respira aria di competizione. Beh, l'intento ludico è il motore che ci spinge, quello è sicuro. La competizione poi viene di conseguenza, ci sono delle classi molto agguerrite come i Melges 24, i J24 che hanno un loro campo dedicato e serve proprio a permettere di esprimersi. Quelle sono classi molto agonistiche dove ci sono equipaggi molto agguerriti, oppure anche le classi Gran Crociera e Vele Bianche che permettono a chiunque, anche chi non è agonista ma semplicemente ha voglia di stare in mare, di divertirsi, di passare una giornata con lo stimolo della regata. Mettere 2 boe permette di avere un obiettivo da raggiungere, ma l'importante è che stare assieme e divertirsi. L'idea di quest'anno è quella di aprire le iscrizioni anche a chi non è sardo, agli equipaggi che vengono da oltre la Sardegna. Questo può servire a aumentare il livello tecnico e quindi anche la competitività fra regate, fra barche. Sicuramente, chi vuole venire è il benvenuto. Oltretutto il porto di Capitana gentilmente ci ospita anche a prezzi molto politici le barche che partecipano a questo campionato, quindi chiunque voglia avvicinarsi può portare la sua barca qua e divertirsi con noi durante l'inverno. Come Yacht Club Quartu, quanto ci vuole, ovviamente parliamo in termini di tempo, per organizzare una manifestazione così importante e così lunga? Dicevamo che addirittura si conclude a primavera inoltrata. Ma come Yacht Club noi patrociniamo l'organizzazione, però l'attività logistica vera e propria è quasi tutta a carico di Franco Ricci e della sua Scuola Italia in Vela. E questo ci permette di dare un nome a un'organizzazione molto ben fatta. E sui tempi? Più o meno tutto l'anno. Quindi si conclude, diciamo, l'edizione 2010 e già si inizia a lavorare per l'edizione 2011. Sicuramente c'è chi pensa anche tra gli equipaggi a come fare meglio l'anno successivo, certo. La giornata di domenica è simile a quella del sabato dedicato al briefing. Nuvoloni sullo sfondo, onda lunga e pochissimo vento, il tutto condito da qualche goccia di pioggia anziché l'acquazzone previsto. Queste le condizioni meteo della prova inaugurale del 6° campionato invernale Marina di Capitana, Trofeo Sardegna Isola in un mare di vento ci fa da capo. E i 54 team al via già rassegnati ad una manche bagnata ed equipaggiati di conseguenza hanno tirato un sospiro di sollievo. Anche se sopportare il mare da post scirocco ha richiesto grande pazienza, la partenza è slittata di 2 ore, prima che il vento raggiungesse un'intensità minima da permettere al comitato di regata, quest'anno presieduto da Margherita Frau, di dare il via al campionato come sempre, organizzato dalla Yacht Club Quartu Sant'Elena, con il supporto logistico della Scuola Italiana in Vela. Una sufficiente brezza da grecale ha fatto in modo che la manche iniziasse, scossa da qualche groppo e raffica. 3 prove per il monotipo, una in meno per le altre classi collocate nel campo di regata più esterno. 3J24 primato di Paco Jardin di Vito Pace, unplay nelle tappe in programma, con una menzione speciale a Expressive Medifarma. Equipaggio tutto in rosa, condotto da Barbara Cao in seconda posizione. Al terzo gradino, le lighe di Simone Nenna.
Siv Arborea dell'Arborea Sailing Team si regala la vetta tra i Melges 24 dopo la prima giornata, ma dopo che Arbatax di Raffaele Balzano ha lottato ad armi pari con Lorenzo Gelmini e compagni fino all'ultimo. Nella classe altura ORC, Tokomi Giro di Salvatore Pesan è in testa con 2 vittorie. Cesar di Luciano Dubois e Tatsun di Filippo Dore proveranno nelle prossime tappe a contendergli il primato. Equipaggi variegati nella Gran Crociera con 4 categorie e dove chi ha vinto l'anno scorso tiene a confermare la propria leadership. Vela diabetica Sueño 1 di Antonio Cabras è in testa al gruppo A, insediata nella seconda prova da Hot Foot di Paolo Pirisi. Elixir di Gianni Marchetti comanda il gruppo B, mentre nel gruppo C si inaugura un nuovo faccia a faccia tra Bardente di Sandro Locche e Sim Squardo di Stefano Liguori. I due sono a pari punti, con il primo avvantaggiato dal successo della seconda regata. Tra i giochi Silvio Autocani e Silvoni tiene a bada Silvia Atis su George E e il Lorenzo Giordano. Due pari merito